Ben ritrovati dalla redazione. Iniziamo dalla cronaca. È morta nella serata di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catinara Trieste, dove era ricoverata in gravissime condizioni la 77enne triestina investita da una bicicletta in viale al Cacciatore lo scorso 18 di novembre. La vittima si chiamava Laura Protti. A causa dell'urto l'anziana aveva sbattuto la testa riportando lesioni cerebrali e rimasta in coma per 17 giorni senza mai dare alcun segnale di miglioramento. Sul caso sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Maxi sequestro da 150.000 pezzi tra filtri e cartine per tabacchi in un mini market in zona Piazza Goldoni gestito da persone di nazionalità cinese. La Guardia di Finanza ha effettuato 2 attività di controllo nel negozio di articoli casalinghi, la prima volta rimedendo 120.000 pezzi in vendita senza l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale il titolare è stato segnalato. La seconda volta i militari sono venuti a conoscenza che la vendita illecita proseguiva e hanno effettuato un altro controllo. Hanno così scoperto che il soggetto, un uomo di mezza età e di nazionalità cinese, nascondeva la merce destinata alla vendita illegale all'interno di articoli esposti ed è stato effettuato un nuovo sequestro, questa volta per 30.000 articoli. L'uomo è stato di nuovo segnalato alle autorità competenti, applicando la sospensione della licenza per 1 o 2 mesi. In caso di una terza recidiva, la licenza sarà revocata definitivamente. 4 milioni e mezzo di euro è la somma messa a disposizione dalla Regione al fine di attivare una nuova procedura di affidamento per il servizio marittimo da Trieste verso le località balneari dell'Istria e del Quarnero. L'affidamento coprirà le estati dal 2025 al 2027 con la possibilità di proroga per l'anno 2028. A comunicarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante. Si partirà da Trieste e le destinazioni saranno Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Lo Stato della sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale della Polizia ha consegnato oggi simbolicamente una donazione all'Associazione per i Bambini Chirurgici dell'IRCS Burlo Garofalo, il nosocomio infantile cittadino. L'iniziativa è stata presentata nella sede della Questura di Trieste. Apprezzo questi gesti, ha sottolineato il questore Pietro Stuni, perché credo che stare vicino a chi ha bisogno sia un nostro dovere e perché siamo un servizio per la collettività. Mi fa piacere che questa raccolta fondi utile per le esigenze di una bella associazione che opera sul territorio. Maurizio Iannarelli, presidente di AMS Trieste, ha spiegato che la scelta è ricaduta su ABC perché è una realtà importante e si è voluto garantire un aiuto ai giovanissimi che sono ricoverati al Burlo Garofalo. Il Comune di Trieste informa che a causa delle condizioni meteorologiche avverse, domenica attesa bora forte e sostenuta, i giardini pubblici sono stati dichiarati chiusi nelle giornate di domenica 8 dicembre e nella mattinata di lunedì 9 dicembre 2024. Diamo un'occhiata allora alle previsioni meteorologiche. Per quanto riguarda la giornata di domani, cielo poco nuvoloso al mattino, poi nuvoloso coperto. Sul Pordenonese in serata possibile qualche precipitazione debole, con quota neve fra i 900 e i 1200 metri. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra -3 e 0 gradi, le massime fra 6 e 9, sulla costa minime fra 1 e 3, le massime fra 7 e 10 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, alla prossima edizione.